purè con i funghi porcini e speck. Lo so, siamo fuori tempi, mo fa cavolo, però a me mi è venuto pulito. Cipolla e speck. Aggiungo i funghi, cuocere 10 minuti. Funghi e speck si sono cotti, io ho preparato già un bel purè. Voi se lo volete fare con le patate, fatelo con le patate. Io ho usato le buste di purè, tanto parmigiano, ecco qua, e mescoliamo. Adesso unisco funghi e speck nel purè, un bel pezzo di burro e mescolo tutto. Ecco qua, vedete, io l'ho preparato nei pignatelli, questi carichi di coccio, ho messo un po' d'olio e adesso ci metto un po' di purè, che tra un po' li passiamo un po' in forno. Un po' di pane grattugiato sopra, una bella grattugiata di parmigiano sopra ogni cocottina. Ecco qua, sono pronti. Adesso in forno a 175 gradi per 35 minuti. Questo purè l'ho mangiato nell'agriturismo San Bonaventura a Benevento, però lo dovevo replicare, è troppo buono. Se lo fate anche voi, scrivetemi nei commenti.